Bene, diamo inizio alla prima manifestazione del Partito Democratico. Ringrazio tutti i cittadini, tutti i nostri militanti, gli iscritti di tutte le 7 province venete per questa importante presenza in questa piazza. Siamo contenti di ospitarvi nella nostra città, nella città di Padova, di fronte al caffè Pedrocchi, un caffè storico della nostra città, doppiamente storico in questo che è il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Qui dentro si è costruito un pezzo di questa storia che Zaia non vuole riconoscere. Se non era per i consiglieri regionali dell'opposizione non avremmo nemmeno fatto una legge per poter celebrare questo importante appuntamento per tutti gli italiani, e i cittadini veneti fino a prova contraria sono cittadini italiani. Siamo qui oggi in particolar modo per parlare della legge finanziaria, del bilancio della Giunta regionale veneta, che lascia tante difficoltà per i cittadini, le associazioni, il volontariato, il mondo delle categorie economiche in una fase particolarmente difficile per il nostro Veneto. Prima di avviare gli interventi voglio solo ricordare una cosa. Zaia ha vinto le elezioni regionali all'insegna di uno slogan che era quello slogan "Prima il Veneto", legando a questo slogan l'idea che più risorse dovevano rimanere per i cittadini del Veneto. I risultati sono davanti agli occhi di tutti. Non solo abbiamo ricevuto 32% in meno di risorse da parte del Governo, da parte dello Stato, quindi le risorse trasferite alla Regione Veneto sono calate del 32%, ma per effetto delle scelte disastrose, in particolar modo nel campo della sanità, con un deficit miliardario della nostra Regione, avremmo a disposizione per il prossimo bilancio regionale 41% di risorse in meno rispetto al 2010. E questi tagli andranno a colpire soprattutto i comuni, gli enti locali, i soggetti più vicini ai cittadini e i soggetti più deboli, perché questa è la caratteristica di questa legge finanziaria. Con questa prima manifestazione manifesteremo anche nei prossimi giorni davanti al Consiglio regionale. Saranno diversi soggetti che saranno presenti davanti al Consiglio regionale per chiedere una finanziaria e una legge di bilancio profondamente diversa rispetto a quella che la Giunta leghista e di centrodestra ha presentato per la Regione Veneto.